Io alcuni anni fa, a proposito di queste canzoni, partecipai dopo molte così controversie ad tutta una serie di queste manifestazioni dette di largo respiro, non so, festival, così questo tipo. A una di queste manifestazioni fu il Cantagiro, lì scoppiò un casino della Madonna, cose spaventose. Non lo registrare questo Gilardi da là, non dal disco Bettunè. Perché io ingenuamente presentai una ballata che lui suscitò uno scandalo spaventoso, anzi io fui anche accusato di vilipendio alle forze armate. Io rimasi così stupefatto, cioè, voglio dire, io non avrei sperato tanto, non era sì. Cioè io molto più modestamente avevo voluto dire la mia piccola, modestissima idea su un fatto che ci coinvolge tutti, noi uomini. Noi quando andiamo a militare, andiamo perché ci mandano, voglio dire, perché se stesse da noi, ti è, lo dico, no, l'italico gesto, no. Penso sia universale sto fatto, non penso che sia niente. Ora, poi a un certo momento questi devono fare gli eroi, è questo, io sono convinto, sicuro che questi fanno la conta, no? Dice, Anghingo, tre civette sul convocchio, Cicetti e Alfredo, Baier, eroe, no? Così. Senza curarsi minimamente di accertare se la viola ebraia piange o vede, perché è questo che mi tormenta, no? Comunque, 1, 2, 3, 4. Partire, partirò, partir bisogna, cacciando in fondo al cuore la vergogna di appartenere al gregge muto e vile che non sa dir di no ad un fucile. Partire, partirò, è un cappellano con un sorriso mesto nella mano, mi offrirà un'immagine e un addio nel nome intemerato del buon Dio. Lo squillo sgangherato di una tromba ed il fragore della prima bomba, per quanto possano essere potenti, non copriranno il battere dei miei denti, e all'ordine imperioso dell'attacco indietro resterò da buon vigliacco e sconterò al fine la mia pena, crepando con 6 palle nella schiena. Andrò a ingrossare la nutrita schiera di quelli che aggrappati a una bandiera son morti bestemmiando di paura ad occhi chiusi in una notte scura. Diranno che ero un ottimo soldato, diranno che ero il più disciplinato e forse manderanno un telegramma di condoglianze alla mia cara mamma. La gente del mio piccolo paese concorrerà orgogliosa a quelle spese che serviranno un giorno a immortalare il nome mio nel marmo di un altare, e forse mi faranno un monumento che sfiderà la collera del vento, il busto eretto, i pugni sul fucile, lo sguardo fiero volto al campanile. S'indignerà lo spirito immortale di chi donò la vita a un ideale per contro 1000 figlie di Maria. Mi crederanno santo e così sia. Io pregherò soltanto che il sorriso di un bimbo non si posi sul mio viso
il marmo può arrossire di vergogna. Partire partirò, partir bisogna.